Robert guarda il suo viso spezzettarsi in mille schegge e ogni volta gli fa impressione quanto cambi dalla pausa della serietà all'alterazione del sorriso. E gli verrebbe da posare un dito su ognuna di quelle rughe e farlo scorrere dall'angolo degli occhi fino alla piega delle labbra e poi continuare immaginando un tragitto sulla pelle, fino ai capelli sciolti, lungo la fronte, sulla tempia, dietro l'orecchio, giù, per il collo, intorno alle spalle. Gli ingredienti ci sono tutte, le valenze ci sono tutte, l'ambiente è l'ambiente ideale e i protagonisti saremo tutti quanti. Quindi un ringraziamento particolare a tutti per la buona riuscita del festival. Grazie. Les gens qui voient de travers pensent que les bambins qu'on voit sur le trottoir sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité ils sont assez notoires pour accueillir quelque temps les amoureux débutants. Les amoureux qui se décomptent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se montant comme un regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se décomptent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant de je t'aime pathétique, on tête gay bien sympathique. Ils se tiennent par la main pendant du lendemain du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, ils causent en les fumant dans un bien-être sûr et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se déconnent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant comme un regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se déconnent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant de je t'aime pathétique, on est gay et sympathique. Sur son chemin de si mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit voudrait bien de temps. Il disegno è qualcosa di fisico, è come un gesto di un attore. E ricordo in divenire, dolce sogno in seno, bellezza del soffrire, in modo lieve e pieno. Mentre sulla collina la luna lenta sale e tutto è come prima, eppure niente è uguale. Sei dentro la pelle, nel cavo della mano, nascosta fra le stelle. Sempre io ti chiamo
e ti avvolgo di parole. E dove andiamo, andiamo nel viaggio verso il sole, la mano nella mano. E questa sera ti scrivo e ti spalanco il cuore, nella tua luce vivo, mio luminoso amore. Esplode la bomba di Hiroshima. In quel momento si ha il sospetto che l'uomo potesse diventare il patrino della natura, che la posizione fosse rovesciata. La domenica che inutilmente separa il sabato dal lunedì, giorno in cui non accade niente, si pencola nel tempo, un po' così. Mi sembra che il portoghese sia un italiano senza le vocali. Io ho un collega portoghese che dice: io faccio il corso di perfezionamento professionale. Di perfezionamento professionale che si capisce meglio. È come il codice fiscale dell'italiano il portoghese, ecco. Quindi praticamente. Proprio una bella definizione. Solo custubata in quest'isola perdita in su mare che commenti a mia non è schinadare. Tamarra ha tanga da ramba, bandana, braga larga, tarlata, labbra granata da macaca. La mamma la strana fattoria, allora figliola che sta in groppa sta logetta, te i colori della razza sette, rimettersi a letto, 8, fare finta. Però i pipistrelli che cos'hanno? Che noi non abbiamo. Adesso conto con calma, 1, 2, 2 e mezzo, 2 e mezzo poco poco, 2 e mezzo e poco poco, 3! Attenzione, scatta la festa. Vai, andate, andate, vai, vai, vai. Cambio, hop. Vai, il cemento dell'armonia, la primavera, la primavera,
quando infatti io scrivo. Leggendo ho letto che l'Italia possiede il 65% del patrimonio culturale del mondo. Quindi io la salvo tutti i giorni perché penso, come credo lo dice Hemingway, una cosa che la scrittura è una malattia che ti uccide se non la fai, se non la pratichi. Quindi non so, la signora della Veronica vuole. All'età di 3 mesi approdai all'isola dei Mori portato dalle acque in un cesto di vimini. Anticamente quest'isola era un recesso dell'Etere e non si poteva raggiungerla su un piroscafo di linea in compagnia dei genitori. Arrivai dunque come consigliano i testi sacri e lì rimasi. L'uomo fa e disfa, non c'è Dio che tenga. Sempre molto. Guarda, se c'è da suonare io. Calù, che attacca un nono. Quando ormai stiamo delirando. Lui faceva dei segni, parlava con gli occhi, togli. I bambini su Via della Fortuna stanno giocando facendosi l'occhiolino a vicenda, la prima cosa che hanno imparato in Italia, adesso si stanno allenando. Al paese e essere fedeli a tutte queste cose come al proprio o ai propri doveri. Ma chi sa tradire Dio? Sa tradire gli uomini con una facilità certe volte maggiore.